Partiamo subito con la farina, questi sono 500 g di farina, 00, quindi con poche proteine, setacciatela una o due volte, sempre, la farina va sempre setacciata. 120 g di strutto, anche senza ammorbidire, tanto lavoreremo tutto con le mani, 170 g di zucchero semolato, scorza di un limone biologico. Ora con le mani andiamo a lavorare questa quantità di ingredienti e otteniamo una sabbia. Allora, in poco tempo otterremo la sabbia che è questa, vi faccio vedere la consistenza, deve essere così, vedete? Quindi andremo ad aggiungere ora la parte liquida, quindi 2 uova, poi un po' di latte a cui aggiungeremo l'ammoniaca per dolci che è questa, e andremo a scioglierla proprio nel nostro mezzo bicchierino di latte. Questa dà una lievitazione un po' diversa rispetto al lievito tradizionale, il prodotto si mantiene di più come tempi e oltretutto secondo me viene un po' più friabile, quindi meglio l'ammoniaca. E in questo caso ne utilizzeremo 9 grammi, proprio una bustina. Allora, come quantità vedete così, quindi non proprio mezzo bicchiere, ma diciamo un terzo di bicchiere di latte, andremo a scaldarlo un po' al microonde, quindi ci sciogliamo dentro la nostra ammoniaca e aggiungiamo al nostro composto, e insieme anche alle 2 uova. Allora, le uova sono già state aggiunte, adesso andiamo ad aggiungere la nostra ammoniaca qui, così, giriamo per bene, con un cucchiaino ci aiutiamo, e poi aggiungiamo. Allora, l'ammoniaca reagisce così, vedete? Fa un sacco di schiuma, adesso la aggiungiamo in questo modo e cominciamo la lavorazione con le mani. E quindi otteniamo un panetto. Ecco il nostro panetto pronto, la consistenza è questa, quella di una frolla tradizionale, come vedete, non appiccica, è plastica ma non deve essere appiccicosa, quindi è giusta così, se usate queste dosi vi viene perfetta, non preoccupatevi. Per quanto riguarda l'ammoniaca, se qualcuno storce il naso, non gli piace questo tipo di ingrediente, potete utilizzare il lievito, usate una busta di lievito vanigliato e andrà bene lo stesso, però la resa con l'ammoniaca è migliore, perché poi dopo la cottura non lascia sapore, quindi secondo me è molto meglio.